Abbiamo mangiato di più e dormito male. Gli effetti del lockdown sul sonno si sentono ancora, ma secondo gli esperti torneremo presto ai nostri ritmi. Alma Grandin. La vita quotidiana stravolta dall'epidemia, il lavoro da casa, gli orari diversi, ma anche la sedentarietà, l'ansia e la paura del virus ci hanno fatto dormire veramente male. E durante il lockdown la percentuale delle persone che ha sofferto di insonnia è aumentata in modo vertiginoso. Batti le palpebre. Moltissime persone durante la fase 1 del lockdown hanno dormito pochissimo durante la notte. Le persone in smart working sono in qualche modo state protette, in molti casi sono riuscite a dormire leggermente di più e a essere più riposate. Siamo a Bologna, nell'Istituto delle Scienze Neurologiche, dove c'è anche il centro di riferimento nazionale per la narcolessia e dove si studiano i disturbi del sonno sia in ambulatorio che con la telemedicina. Buongiorno. Ciao Patrizio, come stai? Bene, bene. Dopo la visita con me che facciamo adesso, nella giornata di oggi hai altre 2 visite. Ora che si torna lentamente alla normalità, anche il ritmo veglia-sonno dovrebbe ristabilirsi. I consigli per riprendere a dormire bene sono quelli di sempre: evitare cibi pesanti ed alcolici la sera e possibilmente andare a dormire sempre alla stessa ora, weekend compresi. Per dormire bene in questo periodo dobbiamo gradualmente ritornare alla nostra vita di sempre con corrette abitudini alimentari e corrette abitudini di sonno. Fiato sospeso a Cape Canaveral per il secondo tentativo di lancio della navetta